Allora, abbiamo sentito anche il Presidente per quel che riguarda cosa è stato fatto. In Veneto messo un po' meglio di altri, sempre il meno peggio, però insomma non è che stiamo messi benissimo. Presidente, Ordine Geologi, che cosa dice al riguardo? Qual è la situazione, lo stato dell'arte nella nostra regione, però vediamo anche un po' in un contesto Italia. Sì, puntualmente dopo ogni evento calamitoso, dopo ogni evento naturale, che siano problemi idrogeologici, alluvioni, frane, terremoti o altre tematiche che coinvolgono i geologi magari meno visibili, come non può essere l'inquinamento delle acque sotterranee, si chiede da una parte a che rischio siamo esposti e in questi giorni ne abbiamo sentito parlare molte volte, sappiamo di essere esposti a rischio sismico, a rischio idrogeologico e così via, e d'altra parte ci viene chiesto che cosa si può fare in una situazione in cui si dice che mancano i soldi per intervenire. Allora, forse dovremmo cominciare un attimo a uscire da questa logica che io sentivo ancora da quando ero studente, è passato anche qualche anno purtroppo, e ragionare poi come ragionerebbe un buon padre di famiglia o una buona madre di famiglia in termini di investimenti, cioè di cosa fa per ottenere cosa. Le cifre che si dicevano prima, vabbè, per le emergenze, solo sull'idrogeologico, sulle emergenze, è 1 milione di euro al giorno, dati ufficiali, facendo le medie degli ultimi anni, sul sismico ancora di più, e in generale ci sono tutta una serie di costi, ma di costi, non di investimenti. Ecco, ragioniamo in termini invece di investimenti. Vogliamo ottenere la sicurezza del territorio, sapendo che non c'è chiaramente una sicurezza assoluta, come possiamo ottenere questo incremento della sicurezza? Ecco, su questo, se noi usciamo da questa logica emergenziale, le cose veramente che potremmo fare con risultati concreti sarebbero veramente molto. Noi scontiamo tutta una serie di problematiche che vanno proprio da quelle di base, quindi dalla carenza delle conoscenze, cioè molti comuni non hanno neanche una microzonazione sismica parlando di rischio idrogeologico, oppure non hanno competenze al loro interno per poter affrontare certe tematiche. Cioè, dopo questa cosa le giro ai nostri esperti, perché sì, come i costruttori, i ristrutturatori, perché dopo vediamo che conoscenze ha un ingegnere, oppure sì, non parlo di conoscenze ingegneristiche che insomma qua abbiamo, e quindi dobbiamo porci nell'ottica appunto dell'investimento su che cosa effettivamente si può fare. Cosa si può fare effettivamente è moltissimo, e nel bilancio complessivo sarebbe a costo zero o a costo vantaggioso. Muoverebbe anche l'economia, tra l'altro, che è un po' in stallo. Presidente, si potrebbe per esempio investire sui geologi. Che è una categoria poco conosciuta, tra l'altro anche pochi indirizzi scolastici ci sono riguardo questo argomento. Questo è un problema, secondo me, non di poco conto, che riguarda proprio il geologo in sé, che potrebbe essere una funzione, quindi un'opportunità di lavoro, oltre che di servizio al territorio, estremamente importante. Sì, questo effettivamente nel nostro paese, rispetto a altri paesi che hanno servizi geologici con migliaia di geologi, pur non avendo tutti i rischi che abbiamo noi, e non parlo solo di paesi tra virgolette ricchi, è effettivamente un problema. Negli enti, ma anche in enti importanti, le competenze geologiche sono veramente molto limitate. Questo in realtà, parlando proprio come Presidente dell'Ordine, è un problema che ci stiamo ponendo a vari livelli da parecchi anni. Una cosa, dato che abbiamo la vicepresidente dell'ANCI proprio qui tra noi, proprio giovedì abbiamo firmato un protocollo con ANCI, proprio perché il singolo comune, diciamo che avere il geologo, il singolo comune, soprattutto il comune piccolo, capite, con la ristrettezza che è appunto dei bilanci, diventa una cosa impegnativa, un investimento, ma anche proprio è un investimento di interscambio tra i comuni e i geologi, che sono depositari di conoscenze sul territorio unitamente ad altre professioni,
per far crescere anche poi semplicemente gli uffici tecnici comunali e così via, e quindi rendere più efficaci tutte quelle attività che richiedono. Presidente, io lo interrompo un attimo perché c'è una domanda provocatoria che vuole farle. Sì, no, era una considerazione nel senso di dire che le competenze professionali ci sono, indubbie, e la preparazione dei tecnici credo sia a un livello alquanto elevato. Cos'è che capita e che succede? Che quando si fanno gli strumenti di pianificazione, tipo i piani regolatori o i PAT, allora magari il geologo dice: guarda che in quella zona là non si può costruire perché è soggetta a probabile esondazione. Dopo arriva il cittadino di turno che va a parlare col sindaco, e qua è la domanda, sì, la considerazione provocatoria, e allora in qualche maniera il sindaco dice al tecnico: ma sì, è vero, però insomma con qualche provvedimento, con qualche accorgimento possiamo far sì che quel poveretto si faccia la casa. Ed ecco, succede così, e dopo alla fin fine invece la casa è stata costruita in una zona dove non si sarebbe dovuto costruire. Io non intendevo dire che non c'erano le competenze, io credo che ce ne siano tante competenze, però non c'è la possibilità di metterle in pratica. Questo sindaci, vi chiedo. Io sono anche un professionista prestato all'università e quindi faccio un po' di lezioni ai futuri geologi e vedo tra i migliori dei nostri studenti che vanno poi a lavorare all'estero, cioè da uno dei paesi che ha i massimi problemi geologici al mondo ci permettiamo di investire soldi, perché l'università è un investimento, però dovrebbe essere un investimento, benissimo se uno va a fare un bel lavoro all'estero, però la prima ricaduta dovrebbe essere che questi tecnici del territorio effettivamente fossero concretamente utilizzati e soprattutto retribuiti. Passiamo di qua. Solo una battuta sui sindaci. Sì, no, assolutamente. Allora, è anche vero che un sindaco tende a soddisfare le richieste dei propri cittadini, perché poi tante volte il cittadino ti viene a chiedere qualcosa perché magari dal punto di vista economico non ce la fa e magari ha il terreno dove avrebbe bisogno di fare qualcosa e quindi ti chiede un aiuto. Allora, nel limite del possibile si cerca di andare incontro al cittadino. Premesso questo, però, rispetto al passato, secondo me è cambiata un po' la sinfonia, nel senso che se io penso ad esempio a un comune a Bovolenta, hanno costruito una zona industriale in una buca. Ed è chiaro che poi con l'alluvione che c'è stata tutta la zona industriale è finita sott'acqua. Magari sarebbe finita lo stesso perché un po' tutta la nostra zona ha fatto una brutta fine, però voglio dire, ma paghiamo a maggior di questi ragione. errori, ecco, adesso diventa molto più difficile fare degli interventi contro i pareri degli esperti. Siete responsabili o no? Perché poi se succede qualcosa al magistrato va dal sindaco, non è che va da tanti altri. È questo, cioè i controlli. Va dal funzionario. Prego? Va dal sindaco o va dal dirigente? Da entrambi. Cioè se l'ingegner Furlan, che ha un'impresa di costruzioni, ravvede di buttare giù un'opera e costruirne ex novo un'altra e potrebbe essere rischioso, va dal sindaco e il sindaco l'autorizza, però quella zona era a rischio, è responsabile l'ingegner Furlan? Premesso che il sindaco non autorizza niente perché è il tecnico. È il tecnico, sì, beh certo, il tecnico. Voi sapete che il sindaco. Furlan è così bravo che non va proprio. Lo sappiamo. No, in teoria un sindaco non firma niente, le carte di identità. Le carte di identità al limite può firmare. Per il resto, il responsabile del procedimento non è il sindaco, è un funzionario che si assume la responsabilità. È evidente che il sindaco dà degli indirizzi, magari. Però è il tecnico. Ma se dopo quella casa costruita, magari le fondamenta, chi è responsabile? Allora, se ci sono dei danni, è chiaro che ci si può rivalere anche nei confronti del tecnico comunale, ma poi si va sempre dal sindaco che è responsabile dell'amministrazione. Infatti volevo dire, alla fine c'è. Sì, perché di fronte a situazioni di pericolo, comunque anche di disagio, il sindaco comunque deve intervenire, deve anche dare una risposta, ma con quali fondi, con quali strumenti, è sempre il cane che si morde la coda,
perché c'è anche lì da distinguere da quelli che sono gli interventi di nuova realizzazione, dove c'è tutta una serie di vincoli anche giustamente che sono imposti anche con diciamo, le valutazioni idrogeologiche che ormai da diversi anni vengono fatte e fanno anche parte integrante di quel patrimonio di conoscenze che è necessario per realizzare nuove opere. Però il problema almeno dei nostri territori, dove c'è un'urbanizzazione diffusa, dove è costruito praticamente dovunque, è mettere in sicurezza l'esistente anche dal punto di vista idrogeologico. Noi purtroppo abbiamo da fare tutta una serie di interventi anche sugli scoli minori, sulla rete scolante interna, che è in difficoltà a causa di tutte le nuove urbanizzazioni che sono state fatte anche negli anni precedenti. La Bassanini non ha aiutato tanto nel rapporto tra amministratore e dirigente. No, ma all'epoca nel 92 non c'erano neanche quegli strumenti di pianificazione. Io ho visto dei sindaci che si sono lavati le mani nei confronti di danni che sono avvenuti, ha scaricato sul dirigente, il dirigente ha scaricato sulle note di indirizzo che ha dato... No, ma in quegli anni non si facevano i piani delle acque, cosa che adesso strumenti vengono fatti che sono pane quotidiano. È cambiata anche la sensibilità, la cultura e il patrimonio anche di conoscenza, e quello sì, purtroppo poi ritardo. Arriviamo a voi tecnici, io vi lascio un po' alla fine perché voi avete tanto degli esempi concreti da mostrarci, per cui arriviamo proprio, però cosa ne dice lei, Presidente? Prima è stato sostenuto che la burocrazia è il problema principale, e lo è. E voi continuate a dirlo, voi siete là che martellate su questo. Infatti, come per quanto riguarda il risparmio energetico, lo Stato se ne è uscito, ora fino al 2021 avete un credito d'imposta, se intervenite e rendete antisismica la vostra casa. Lì vi ha accontentato però? No, accontentato sì, ma l'emergenza, ecco, lo Stato dice non ci pagate le tasse, vi fate gli interventi. Come l'energia, io non riesco a mantenere un paese che consumi poco, fate voi gli interventi e magari me li ripagate con le tasse. Ora che è successo la tragedia del terremoto, parla alla stessa maniera. Quindi la prevenzione non la sta facendo nemmeno ora lo Stato. Dite voi come fa? Come si può agire sempre l'emergenza e si paga, il privato deve pagarsi tramite il credito d'imposta la propria sicurezza. Poi non entriamo nei centri storici, qualcuno prima parlava di centri storici non si possono toccare, sono intoccabili, perché i vincoli sono maestosi. Cioè uno che abita in centro storico sa che dovrà morire, il prossimo sisma morirà, perché è impossibile che non c'ha la garanzia. Nemmeno la probabilità, perché non può intervenire. Posso interrompere, Presidente, sempre un altro dato: l'11% dell'area della provincia euganea nostra è rossa, sì. Per 246 km quadrati, è a rischio 108 scuole e 11.023 imprese. Sì, quindi cioè, oltre al danno al cittadino, ai problemi di abitazione, c'è un problema anche quando capitano questi eventi di carattere economico, socio-economico. È sociale, quindi anche i posti di lavoro se ne vanno, questo è indubbio. Ma per questa burocrazia, che è ridondante comunque, perché non è che se ne tolga qualcosa, si aggiunge sempre qualcos'altro, andremo avanti così. Cioè è impossibile pensare che il privato non possa adeguare il proprio edificio sismicamente, logicamente con un professionista che gli dice fino a qua devi arrivare per avere questo, e il costo logicamente. No, non possiamo intervenire, in tantissimi edifici non si può intervenire. Infatti il miglioramento non era consentita la detrazione nel miglioramento, ma solo nell'adeguamento. Ora fate anche il miglioramento, facciamo le 6 classi, se si fanno 2 classi avete il 70%. Sembra la carota di fronte a quello che è sicuro che se non lo fa morirà, perché effettivamente è dentro un edificio che può crollare. È cosciente, noi siamo coscienti che molti edifici sono a rischio sismico, l'abbiamo detto qua, però tutto sommato se vogliamo fare qualcosa pagatevelo, e magari se fate 2 gradi in più magari avete il 70% di credito d'imposta. Questo è il meccanismo italiano, come si diceva prima. E con la soprintendenza poi che rapporto c'è? Lasci perdere. E la soprintendenza abita in un edificio antisismico, presumo, perché non si pone il problema. Però è un problemone. Allora io voglio chiedere a voi due, dividetevi voi la competenza. So che è anche competente l'ingegnere qui, per cui anche darò le ulteriori dritte. È possibile però costruire, ricostruire? Qui io mi dati dell'ANCE che dice l'80% del nostro patrimonio sarebbe da
radere giù e su, sia perché è costosissimo dal punto di vista di dispendio energetico, sia perché è a rischio idrogeologico, non solo sismico, un disastro. È possibile costruire, cioè lo stato della conoscenza attuale di voi costruttori e voi ingegneri consente qualche cosa? Perché alcuni cittadini, peraltro alcuni ci hanno anche scritto, dicevano ma in realtà tante parole ma nei fatti sembra tanto di no. Sì, infatti. Allora, che cosa ci dite? Sicuramente è possibile intervenire sull'edificato sia esistente che nuovo, e prima si è detto che con questo nuovo decreto che sisma bonus, una cosa del genere, cioè si cerca di incentivare l'adeguamento sismico del fabbricato esistente attraverso una disincentivazione fiscale, cioè io Stato incentivo te cittadino a adeguare sismicamente il tuo immobile attraverso una disincentivazione fiscale. Secondo me non vedo tanti altri strumenti, perché a mio avviso lo Stato già di suo ha più del 60% degli edifici scolastici. In Italia ci sono oltre 43.000 edifici scolastici, di cui oltre il 60% che non sono adeguati sismicamente. Quindi lo Stato ha già il suo bel da fare sulle strutture pubbliche. Sugli edifici privati ci deve per forza inevitabilmente pensare il privato, se no saremo sempre qui in attesa di qualcosa, di una soluzione. Per cui anche l'esistente è possibile adeguarlo. Questo che cos'è? Un esempio di... Questo è un esempio di edificio in muratura, quindi un edificio di vertica costruzione, che è adeguato sismicamente in maniera semplice, anche perché qui... Sono dei tiranti. Adeguato, lei dice, vuol dire che è già esistente? Sì, esatto, un edificio in muratura esistente adeguato sismicamente in maniera... Sono dei tiranti quelli, vero? In maniera adeguato, perché qui questo edificio sta subendo un'accelerazione superiore di 0,4 G, che in termini di paragone è l'accelerazione che hanno subito gli edifici del terremoto di Amatrice, e si vede che sta su tranquillamente, con dei semplici accorgimenti che esistono da sempre, il cosiddetto incatenamento, e che permette appunto con tecniche semplici di mettere mano all'esistente. Posso fare una domanda? Proprio su questo punto, io quello ho letto che molte case di Amatrice sono crollate perché hanno rifatto i tetti, si sono appesantite le strutture. E allora stavo per chiedere cosa si... Ci sono alcune foto emblematiche relative al terremoto di Amatrice, ovvero sia... Vediamo se della regia. Se noi guardiamo questi edifici, d'accordo, si vedono cedimenti delle murature spaventosi, cioè murature mai prese in mano, fatte di sassi o di mattoni non squadrati, e quindi in caso di sollecitazione sismica le zone più deboli delle murature cedono e crollano letteralmente. Vediamo la mancanza totale di elementi in cemento armato piuttosto che di appunto murature con materiali lapidi squadrati. Sì, perché molti hanno cambiato proprio, hanno rifatto il tetto, hanno tolto l'amianto, hanno messo tetti più pesanti, più performanti, e la struttura ha ceduto. Ad esempio, questo è l'Hotel Roma ad Amatrice, un edificio a struttura in cemento armato, dove però si vede che i pilastri mancano completamente di staffe che sono fondamentali per la resistenza sismica. Parliamo di un edificio su una zona sismica da sempre, un edificio con i pilastri realizzati senza staffe. Cos'è la staffa? Che in caso di sisma non possono reggere la staffa. Qual è la staffa? Qual è l'elemento della allora, staffa? il pilastro è un elemento verticale con delle armature verticali che sostengono il peso dell'edificio, però hanno bisogno di elementi trasversali, d'accordo, che evitano l'esplosione del calcestruzzo, perché sennò, se eccessivamente compresso, quindi degli elementi orizzontali, verticali, degli elementi esatto. Questa è una casa nuova? No, questa è la scuola di Amatrice, dove si vede che è stato fatto un intervento di rinforzo dei solai su una muratura che però non è stata assolutamente rinforzata, per cui cosa è successo? Il solaio, avendo irrigidito il solaio, questo ha letteralmente disintegrato la muratura sulla quale poggiava, d'accordo?
d'accordo, quindi in quel caso lì il rinforzo del solaio è stato assolutamente inutile, anzi peggiorativo, perché bisognava prendere mano alla muratura che lo portava d'accordo. Quindi era possibile che un tecnico facesse una valutazione un po' più congrua per evitare questo? Sì, cosa si poteva fare nel caso specifico? Qui ad esempio, altro problema, abbiamo una struttura che ha retto benissimo, il sisma a livello di struttura, ma sono ceduti i tamponamenti e quindi in quel caso lì ad esempio vediamo un'auto fracassata al tamponamento che ha ceduto, quindi anche qui va bene l'adeguamento sismico, va bene l'edificio antisismico, però i tamponamenti non devono venire giù in questo modo, altrimenti sono i tamponamenti stessi a provocare vittime, perché ricordo che l'adeguamento sismico o la costruzione antisismica deve guardare in primo luogo al salvaguardare le vite, cioè l'edificio può essere anche compromesso in termini strutturali, può venire meno la sua funzionalità, ma la prima cosa che deve guardare un edificio antisismico è il salvaguardare vite. Una struttura antisismica dove i tamponamenti cadono giù e seppelliscono le persone non è adeguata. Ingegnere Vialetto, chiedo a lei così completa. Passiamo a una situazione un po' più concreta. Cioè, la domanda era: possiamo adeguare? Sì, lo possiamo adeguare. Possiamo migliorare? Lo possiamo, ne abbiamo le tecnologie. La prima cosa che come progettista devo sapere è la vita utile dell'edificio. Che in genere sui 50 anni, no? In genere sui 50 anni, ma che è molto comprensibile per un edificio industriale, che si usura. Le tecnologie produttive di 50 anni fa probabilmente non corrispondono e quindi negli edifici industriali abbiamo un certo ricambio. È una provocazione agli amministratori. Rilascereste una concessione valida per 49 anni ad uno che vuole farsi la casa perché il progettista ha dichiarato che la vita utile di quell'edificio è 50 anni? Lo lascereste? Elisa Venturini? Se c'è un parere tecnico che lo autorizza, ecco, sì. È un problema culturale, nel senso dobbiamo capire che i nostri edifici vivono come noi, hanno una vita. Quindi valutiamo il costo della ristrutturazione, valutiamo il costo del rinnovo, della sostituzione. In questo momento, se noi possiamo farlo nel nostro territorio, noi abbiamo strumenti, abbiamo dei terremoti di riferimento. Quello di Asolo nel 1595 è per esempio il terremoto per la pianura veneta di riferimento. Sappiamo che fu grave, comportò 4.000 vittime. Quindi rispetto a questi dati storici, geologici, conosciamo bene il territorio, conosciamo la nostra storia di strutture, sappiamo che da parte dei privati, soprattutto industriali, vuoi perché devono rispondere a delle leggi impellenti come la sicurezza del luogo di lavoro, c'è un fermento nell'adeguare il luogo di lavoro, quindi almeno valutare una vulnerabilità. L'Ordine degli Ingegneri alcuni anni fa, dopo il terremoto dell'Emilia, la Federazione ha fatto una convenzione appunto con Confindustria. Si potrebbe fare, esatto. Ma questo lo dovremmo fare anche per le nostre abitazioni. Un suggerimento sempre per i nostri amministratori che hanno bisogno anche di visibilità del loro intervento di adeguamento. Perché non mettete nel sito istituzionale delle scuole questo edificio è stato adeguato, migliorato sismicamente in data. Il bambino verrà a chiedere: papà, la scuola è adeguata, è casa nostra? Per stimolare in qualche modo. Cosa dice? Dati sempre della protezione civile, per mettere in sicurezza però le abitazioni private hanno stimato circa 93,7 miliardi di euro.
per mettere tutto in sicurezza. Invece per quanto riguarda gli immobili dello Stato hanno stanziato circa 50 miliardi. Ecco, va bene il discorso della sensibilizzazione, perché ce ne accorgiamo sempre dopo che capita, però come si potrebbe fare in modo di incentivare, oltre che con dei comportamenti che sta dicendo, quali sono gli altri elementi che potrebbero essere utili per stimolare il proprietario, ma anche per stimolare le istituzioni? Infatti pagare meno tasse, cioè l'italiano è oberato dalle tasse, d'accordo? Alla fine per lo Stato italiano il terremoto e i crolli da terremoto sono un costo. Adesso mi viene da sorridere il fatto che si continui con questi MAP, moduli abitativi provvisori, lo si è fatto per l'Aquila, lo si farà anche per Amatrice. Ieri proprio su Radio 24 sentivo parlare l'amministratore di una di queste aziende che probabilmente fornirà questi moduli abitativi provvisori, che parlava di una durata possibile di anche 20 anni con una corretta manutenzione, d'accordo? Perché sono moduli provvisori, quindi... Sì, ma 20 anni di provvisorietà è tragico. Leggevo poi che all'Aquila ci sono costi spaventosi di manutenzione, perché appunto sono moduli provvisori, sono un po' una forzatura prendere delle famiglie e inserirle in questi moduli 365 giorni all'anno, a viverci per diversi anni, se non decine d'anni, perché all'Aquila di fatto dopo 7 anni non si sa ancora quando andranno ad abitare nelle loro abitazioni effettive. Allora, dicevo, mi è venuto un po' da sorridere quando ho sentito parlare dei costi di questi moduli abitativi provvisori, perché con costi inferiori si potrebbero realizzare abitazioni permanenti di tutto rispetto in elevata classe energetica, che comporterebbero la mancanza di manutenzioni, perché si stanno spendendo all'Aquila milioni di euro di manutenzione, perché è chiaro che questi moduli sono di proprietà dello Stato e chi ci vive ci paga le utenze, d'accordo? Allora lo Stato sta pagando un sacco di soldi di manutenzione, chi ci vive sta pagando soldi di utenze, d'accordo? E sono moduli provvisori che di fatto per diversi anni saranno le abitazioni di chi attualmente ci abita. Ad oggi ci sono 542 abitazioni poste sotto sequestro perché pericolose, oltre 600 balconi a rischio di crollo di questi moduli. Diversi sono stati abbandonati di questi moduli, tra l'altro, quindi di questi moduli provvisori sono anche dovrebbero rendere sicura la vita di questi terremotati. Oltre 600 balconi sono a rischio crollo, ok? Infatti ci sono residenti aquilani che hanno ceduto e stanno abbandonando questi moduli cercando abitazione altrove, perché di fatto non è una sistemazione definitiva, ma con costi che superano quelli di un'abitazione definitiva. È paradossale. È paradossale. Paolo Bassani, cosa ne dice riguardo? È paradossale perché... È paradossale, sì. C'è qualcosa che non torna. Come diceva il sindaco prima, il modulo è veloce, nessuno ha mai verificato se è veloce pure la costruzione definitiva. Allora, si parlava, proprio ieri l'amministratore di questa azienda parlava di un mese, d'accordo? Sì. E se si parla di quel tipo di edifici, cioè edifici unifamiliari dai 50 ai 100 metri quadrati, io in 2 mesi faccio una casa in classe A, d'accordo, dove uno ci vive tranquillamente, non paga poco di bollette e non ha costi di manutenzione, per cui anche i tempi di realizzazione, cioè alla fine è più lunga la burocrazia che non i tempi realizzativi, perché non penso che siano le 2 o 3 settimane in più che cambiano la vita ai terremotati. Lei dice se a fronte di una necessità si poteva comunque risolvere in maniera definitiva un problema. Io dico, con un minimo di disagio in più. L'Aquila sta insegnando, cioè abbiamo un centro dell'Aquila che... È preoccupante se dicono che durano 20 anni, perché significa che per 20 anni... No, ma si è detto che possono arrivare a 20 anni con una regolare, corretta manutenzione, cioè se non ci fai manutenzione non arrivano a 20 anni, d'accordo? Perché sono moduli provvisori. New town, forse era anche il concetto stesso di ricostruzione, parlare delle new town, come è successo all'Aquila, cioè di ricostruire in posti
anche diverse, un conto di, come hanno detto, ricostruiremo tale e quale, perché a parte con i terremoti che continuano ancora le scosse, infatti qui chiediamo un po'... anche con lo spostamento che ho visto anche chiedo a lei come geologo, questo. perché alcuni geologi hanno detto che è inutile anche spostare la situazione, a parte che è difficile spostare logisticamente un paese, ma qualora anche fosse, poco cambia, insomma, il problema c'è un po' ovunque, è così. Sì, sono un po' in rete discordi, sì, però vogliamo capire questo. Sì, perché si può dire una cosa o l'altra, in realtà il concetto è questo: uno deve sapere qual è la situazione di quell'appunto dove io vado a costruire o di quel paese che vado a ricostruire, perché diceva prima l'ingegnere, noi conosciamo la sismicità, effettivamente noi a grosse linee conosciamo le massime accelerazioni sismiche che ci possono essere su un determinato punto del territorio. Dai sismi storici, da studi geologici e così via. Poi però localmente questa risposta sismica cambia in base al tipo di roccia, alla condizione. I tempi della terra non sono i tempi degli uomini. E così via. Però questa informazione, anche l'informazione per esempio della frequenza con cui può oscillare il terreno, noi la possiamo andare a verificare con un certo grado di approssimazione e quindi puoi fornire all'ingegnere il dato che serve per progettare correttamente quello che sta sopra la terra. Quindi in realtà il discorso è sposto o non sposto in base alla sicurezza geologica, è posto sbagliato da questo punto di vista. Io devo conoscere qual è la geologia di quel sito e comportarmi di conseguenza. Poi ho alcuni casi limiti, tipo di aree che possono avere fenomeni sismoindotti, tipo di franosità, e quindi dove la messa in sicurezza potrebbe diventare effettivamente eccessivamente dispendiose e quindi antieconomiche, e quindi su questi casi limiti io posso ragionare in termini di come si fa con il rischio idrogeologico troppo elevato qui, lo sposto, in altri casi metto in sicurezza conoscendo il fenomeno. Ma secondo lei è possibile ricostruire nello stesso posto gli stessi edifici in una situazione del genere? È fattibile? Sì, adeguati sismicamente. Se andiamo a guardare lo sviluppo della mappa di rischio sismico in Italia, si vede che dovrebbe esserci anche un contributo a tale riguardo, che è abbastanza palese. Cioè, allora, abbiamo l'evoluzione della mappa di rischio sismico in Italia dall'83 ad oggi. Si vede che ad oggi abbiamo una mappa di rischio sismico bellissima, con tutti i colori di questo mondo, che ci dice in ogni metro quadrato dell'Italia che rischio sismico abbiamo, ma se andiamo a guardare le località che sono state colpite dai terremoti più violenti degli ultimi 10 anni, ovvero sia Aquila, Amatrice e Norcia, è dall'83 che sono zone ad alto rischio sismico, d'accordo? E prima abbiamo visto qual è lo stato delle abitazioni attuali. Allora, ben venga studiare il terreno, andare ad analizzare sempre più a fondo, però lì abbiamo una cartina dell'83 che ci dice: signori amatriciani, signori aquilani, le vostre case cadono. D'accordo, siamo nell'83 e allora bisogna iniziare ad adeguare sismicamente e bisogna per forza di cose che l'azione passi in mano ai cittadini. In che modo? Incentivandoli, cioè tu cittadino adegui la tua casa, paghi non so, le tasse per la tua abitazione, per le tue utenze, ti costano 2.000-3.000 euro l'anno, faccio in modo che diventino 1.000-1.500, tanto comunque quei soldi là, se non li risparmio adesso, li andrò a spendere dopo con conseguenze tragiche. Assolutamente. Fino ad ora c'è stato un incentivare interventi non organici. In un momento ti incentivo il miglioramento energetico, in un altro momento ti incentivo il volume, ora arriverà ti incentivo il miglioramento sismico. Si può risolvere il problema, il miglioramento energetico può integrare il miglioramento sismico, cioè vario degli spessori murari, metto dei rinforzi, l'incremento di volume mi può dare quegli spazi di
quelle strutture di controvento, di rinforzo. L'importante è dare un contributo organico. Ecco, chiedo a lei, dopo andiamo in pubblicità perché incombe. Ci sono si parlava prima del discorso casa, no? Di interventi casa dello Stato, ci sono dei progetti che possono in questo senso essere volti in fieri di cui non siamo a conoscenza, di cui voi siete fatti anche portavoce eccetera, c'è qualcosa a livello nazionale? Senza dover dire esiste una legge, perché poi quando c'è la legge ricadiamo nella burocrazia estrema. Le leggi e le normative esistono, cioè, fin troppe, esistono da ormai 30-40 anni, per cui da questo punto di vista non c'è la necessità, a mio modo di vedere, insomma, di metter mano. È difficile riuscire a individuare dei progetti tipo o degli interventi standard, perché ogni edificio ha la sua peculiarità, per cui effettivamente serve... Ma ci sono dei protocolli comunque, unici? Cioè, ad esempio in Giappone costruiscono secondo dei protocolli standard a livello antisismico e non solo sismico, perché poi hanno anche altri problemi. Anche noi abbiamo diverse tipologie edilizie che sono in grado perfettamente di resistere anche ai terremoti, insomma, cioè, non è che manchi questo, io mi riferisco piuttosto all'esistente. Allora sull'esistente dicevo... È difficile individuare degli interventi standard, cioè quello di dire mettiamoci 4 tiranti e in qualche maniera abbiamo fatto un miglioramento. Non è sempre detto. Qua è necessaria invece la figura dell'ingegnere strutturista che dovrebbe fare una valutazione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio. Ecco, questo che non è che comporti poi ste grandi spese, faccio per dire, insomma, ecco perché con qualche migliaio di euro, insomma, sempre relativamente alle dimensioni dell'immobile, ma la cosa si potrebbe fare e potrebbe essere dedotta anche a fini fiscali, perché potrebbe rientrare dentro in quel concetto che dicevamo prima del bonus o sconto fiscale, insomma, ecco perché è una prestazione volta a migliorare o comunque mettere in sicurezza un determinato immobile. Certo, ha perfettamente ragione. Sulla non sistematicità dell'edificio costruito, qui secondo me in base alla zona, in base all'epoca, voi professionisti potreste anche fare una standardizzazione di certo tipo di edifici, perché c'è stata un'epoca che si costruiva sempre in quella determinata maniera, in quella zona, logicamente non in zona vasta, ma Vittorio Veneto, Asolo o Treviso per 8 anni in quella zona si è costruito con quella procedura. Certo. Quindi la standardizzazione magari anche macro si potrebbe anche fare macro e risolverebbe il problema del costo, ma non del costo oltre della verifica, ma del costo dell'intervento, perché anche nella riqualificazione energetica è stata molto velocizzata quando si è proposto il costo, cioè non la vulnerabilità termica dell'edificio. Alla fine si fa la verifica, ma si crea anche un budget e con quel budget tu porti la categoria da questa a quella. La stessa cosa succederà, perché questo è logico che succederà anche nella sismica, cioè tu per portarla da questa categoria a questa in base a certi standard che non siano troppo invadenti, perché purtroppo la famiglia deve abitarci dentro o deve avere la maniera di uscirne. Quindi come diceva il dottor Furlan, benissimo le catenarie, benissimo, però ci dovrà essere una standardizzazione, altrimenti il privato si trova un po' impacciato, perché deve chiamare l'ingegnere che gli fa la verifica sul proprio edificio, allora magari si guarda un po' in giro e succederà che ci sarà qualcuno che magari adotta sistemi un po' strani, o arriverà qualcuno dall'esterno a proporre sistemi strani che poi magari garantiscono al 50%, al 60%, al 30%, succederà questo. Secondo me la standardizzazione sarà opera vostra, perché giustamente in base a determinate caratteristiche dell'edificio potrete dire questo è... Ma esiste adesso una classificazione? No, adesso ne viene fatta un'altra, mi sembra adesso. Sì, stanno rivedendo un attimo le norme per aggiornarle. La classificazione che faranno sarà per il credito d'imposta.
Ma mi sembra che ci sarà una classificazione dalla A alla F, mi sembra. Dopo parliamo anche sulla di falsariga della classificazione che adesso non c'è. Ai fini del risparmio energetico. Bravissimo. Dovrebbe essere fatta anche per quanto riguarda la classificazione che adesso non c'è. A fini sismici, non c'è. Chi ha detto questo? Allora parliamo di costi e poi voglio sentire anche un attimo i sindaci cosa ne pensano, perché derogare al patto di stabilità per rimettere per esempio in sesto le scuole, per esempio, che è stata, così ha detto il Presidente del Consiglio Renzi, vogliamo capire se è fattibile oppure no e l'eventuale deroga al patto di stabilità se ricade nella responsabilità dei sindaci oppure no. Cosa ne pensano? E poi questi tipi di adeguamenti, se possono essere in carico anche i sindaci con ordinanze a seconda delle zone di rischio o meno che si trovano ad affrontare. Dopo la pubblicità.